È venerdì 30 maggio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Cominciamo subito con le notizie, partiamo dal caso Visodent, centri dentistici chiusi da un giorno all'altro, centinaia di pazienti rimasti senza cura e con prestiti aperti. Le denunce arrivano da tutta la Sicilia e la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta che ipotizza il reato di truffa. La prima volta 9.004 più o meno, la seconda volta altre 4.800 euro, altro finanziamento. Spariti nel nulla, lasciando centinaia di persone con cure non terminate, filiali chiuse da un giorno all'altro a Catania, Palermo, Messina, Trapani, Modica, insomma in tutta la Sicilia, in centinaia i truffati. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sul caso Visodent dopo le denunce che ipotizzano il reato di truffa, presentate da più cittadini e da associazioni dei consumatori. Negli esposti molti hanno segnalato di avere pagato per impianti e interventi dentali che non sono stati mai eseguiti. Tanti altri hanno addirittura trovato le cliniche chiuse nonostante avessero già pagato per l'intervento di uno specialista Visodent. Una volta recatemi in sede mi rendevo conto che la stessa era chiusa da giorni, che quindi ero stata truffata, ritrovandomi a dover pagare un finanziamento senza aver mai ottenuto la prestazione desiderata. Protesi provvisorie e finanziamento da estinguere. Il fascicolo è stato aperto dal procuratore aggiunto Fabio Scavone. Sommersi di segnalazioni, Codici Sicilia e Federconsumatori, mentre il Codacons ha depositato un esposto alla Procura di Palermo, avviando una class action per ottenere la sospensione dei pagamenti e il recupero delle somme versate. E allora andiamo subito ai quotidiani, andiamo da Emanuela Corsi e partiamo proprio dall'inchiesta aperta dalla Procura di Catania sulla chiusura improvvisa di questi centri e con tanti centinaia di pazienti rimasti praticamente non solo con le cure diciamo non fatte, ma con tanti debiti. Sì, una vera e propria truffa, Angelo, vediamo su Repubblica Palermo, a pagina 4, studi dentistici chiusi, scatta la class action per i pazienti truffati. Il caso Visodent finisce in Parlamento con un'interrogazione del senatore del Movimento 5 Stelle Lorefice, le storie dei raggirati che oggi vengono appunto raccontate sul quotidiano. Per esempio c'è una signora, anzi un signore che ha raccontato: ho fatto un bonifico, poi un finanziamento nella sede di Trapani, totale 9.000 euro, quindi cure anche molto costose. Tra un po' mi chiedono di recarmi in una clinica di Palermo dove avrebbero pensato a tutto, poi sono iniziate le scuse, mi hanno detto che il medico era malato e che era necessario rinviare l'intervento, ma non li ho più sentiti, sono spariti nel nulla, quindi una perdita di 9.000 euro per questo signore. Ma c'è anche la storia di un'altra donna, di Lucia Vaccaro, dice un'odissea iniziata nel 2021 quando mi hanno tolto tutti i denti per installare 12 impianti. Avevo chiesto di finire i lavori nel 2022 perché era in programma un matrimonio per me importante, ma quel giorno ho avuto solo un impianto provvisorio che non mi consentiva nemmeno di mangiare. È stato terribile, quindi veramente un calvario per tante persone. Andiamo a vedere anche la Gazzetta del Sud. Cliniche Visodent, raffica di denunce, si indaga sulle ipotesi di truffa. La Procura di Catania apre un'inchiesta dopo gli esposti presentati da cittadini e associazioni di consumatori. Sotto i riflettori anche il caso di un messinese, impianti e interventi dentali mai eseguiti, decine di segnalazioni sul tavolo degli inquirenti. C'è il commento del presidente di Federconsumatori Alfio La Rosa che dice: questa situazione è inaccettabile, soprattutto perché è un grande déjà vu. Con Visodent sta succedendo esattamente quello che è successo a inizio decennio con gli spagnoli di Dentix, studi che chiudono da un giorno all'altro e i pazienti che prima pagano e poi restano praticamente beffati. E poi andiamo a vedere anche sulla Sicilia. Visodent chiude, pazienti senza cure, la Procura di Catania apre un'inchiesta, ma ci sono denunce appunto, come abbiamo visto e letto, in tutta la regione.
D'accordo, grazie Emanuela, di nuovo da te fra pochissimo. Intanto andiamo a Monreale per una storia che sembra quasi inverosimile. Si è travestito da fantasma per gettare rifiuti senza farsi riconoscere. Il motivo: gettava i rifiuti quando e dove, fra le altre cose, non andavano buttati. Questo stratagemma però non ha funzionato, il trasgressore è stato individuato e anche multato. Sui social è già stato soprannominato il fantasma dell'immondizia. Monreale, lo vedete in questo video mentre un uomo coperto da un lenzuolo getta rifiuti in modo illegale senza rispettare i turni della differenziata. Il trasgressore è stato identificato dalla polizia municipale grazie ai sistemi di videosorveglianza che hanno permesso di seguirlo sin da quando ha conferito illegalmente rifiuti fino al suo arrivo a casa. Il fantasma così è stato identificato e multato. Continuiamo a riscontrare atti di inciviltà inaccettabili, ha dichiarato l'assessore del comune monrealese Giulio Mannino. Nonostante i nostri sforzi per mantenere pulita la città ed educare alla corretta gestione dei rifiuti, c'è ancora chi ignora le regole, danneggiando l'ambiente e la nostra comunità. Il comune di Monreale promette quindi battaglia sui rifiuti, sperando di non doversi affidare ai Ghostbusters per dare la caccia ai trasgressori. Allora, vediamo un po' cosa scrivono i giornali stamattina. Ieri è stata una giornata particolarissima da questo punto di vista, è stato anche chi ha ricaricato, ecco, lo vedo là, lo scooter in ospedale. Esatto. Allora, vediamo a pagina 9 della Sicilia il fantasma sporcaccione filmato e multato, getta immondizia coperto da un lenzuolo, ma le telecamere lo incastrano. E poi sulla Gazzetta del Sud vediamo in questa pagina il fantasma che scaricava rifiuti sulla strada, si copriva con un lenzuolo immortalato dalle telecamere del comune appunto di Monreale e sanzionato. Tutti hanno ripreso appunto questa immagine di quest'uomo che si è coperto con un lenzuolo per andare a scaricare rifiuti senza ovviamente alcuna autorizzazione. Che poi Angelo, a volte c'è molto più lavoro a trovare tutti questi espedienti che a fare una semplice raccolta differenziata, che poi è la cosa più facile del mondo. È un senso di civiltà anche. E soprattutto è un senso di civiltà. Adesso siamo a Catania, dall'incubo rifiuti all'incubo parcheggiatori. Abbiamo visto per l'appunto il fantasma dei rifiuti, parcheggiatori abusivi. La situazione critica registrata a Catania, dove il parcheggio AMTS di Corso Sicilia è ostaggio della illegalità. Ieri c'è stato il sopralluogo del sindaco Trantino per cercare di trovare delle soluzioni. Noi vogliamo che qua si appenda una bandiera italiana, ma non come segnale di sovranismo o di altro, ma di rispetto delle regole, di rispetto della nostra civiltà. La consegna del tricolore al presidente di AMTS Salvatore Vittorio da parte di Pietro Ivan Maravigna, portavoce del comitato residenti di Corso Sicilia, è un atto simbolico, ma al tempo stesso di grande significato. L'obiettivo è riportare decoro e legalità in un luogo, il parcheggio AMTS di Corso Sicilia a Catania, ostaggio di bande di extracomunitari specializzate a chiedere il pizzo sulle strisce blu, e se non paghi, come abbiamo dimostrato, sono dolori. E mentre si acquisiscono le immagini delle telecamere per risalire ai responsabili del danneggiamento su questo SUV, il sindaco Trantino, intervenuto sul posto insieme al comandante della polizia municipale Peruca, prende atto della situazione. Qualcosa la dobbiamo fare. Non mi piace, e chi mi conosce lo sa, parlare di questioni anche etniche, però un dato di fatto è che qui abbiamo un parcheggio che questa mattina ha preso a essere suddiviso per etnia a secondo del giorno della settimana, e che diventa la causa poi di quello che noi vediamo, che poi sono quelli che compiono questi danneggiamenti per prendersi le monetine e comprarsi la dose. Vigilanza e non solo, come evidenzia Maravigna. In quello custodito ci sono 68 posti, in questo 87 incustodito, quindi vorremmo capire anche i criteri di razionalizzazione della spesa dei soldi pubblici. Il ruolo di AMTS in questa vicenda ovviamente gestisce questo parcheggio perché la proprietà del terreno è del comune di Catania, a differenza di quello che è in via Luigi Sturzo. L'obiettivo è tenere alla larga i parcheggiatori molestatori e la soluzione potrebbe essere quella di bloccare tutti i sistemi di automazione, collocare un parcometro e quindi diventare questo sito come il parcheggio strisce blu sulle strade. Il resto lo dovranno fare le forze dell'ordine. E restiamo a Catania. Ieri si è insediato il nuovo prefetto Signoriello, si dice pronto ad affrontare le emergenze di una città complicata.
Sono romanticamente innamorato della Sicilia e quindi insomma mi innamorerò a poco anche di Catania, ne sono sicuro. Pietro Signoriello guarda con romanticismo alla nuova città che è impegnato a guidare dalla poltrona di prefetto, ma anche con rigore e programmazione, come ha raccontato questa mattina alla stampa riunita nella sede di Via Prefettura a Catania dopo un lungo incontro con la dirigenza della questura. Credo che comunque in qualche modo il prefetto e tutta la prefettura debba in qualche maniera essere una rete di confluenza di tutta una serie di azioni da parte di altre istituzioni, da parte del contesto del terzo settore, da parte di tutto il mondo che in qualche modo interagisce con il contesto sociale della comunità. In una città segnata da contraddizioni profonde, tra bellezze storiche e piaghe sociali incancrenite, l'insediamento del nuovo prefetto rappresenta più di un semplice cambio istituzionale, è una sfida diretta al cuore delle emergenze che stringono Catania in una morsa. Crimine organizzato, degrado urbano, disagio sociale, tensioni migratorie. Oggi c'è stata una grossa operazione in corso Sicilia, ovviamente non possiamo non parlarne, anche perché riguarda davvero i cittadini da vicino. E io questa mattina ho cominciato ad avere i primi momenti di contatto con le forze di polizia. È chiaro che questa fase iniziale per me sarà una fase di grandissimo ascolto per la migliore comprensione delle dinamiche che riguardano il territorio anche da un punto di vista criminale, per poter poi mettere a punto le migliori strategie di prevenzione e contrasto. Signoriello ha invitato cittadini, istituzioni e giornalisti a fare rete e ad essere resilienti. La sfida sarà quella di provare a dare un nuovo volto alla legalità in una delle città più complesse del Mezzogiorno. Andiamo di nuovo ai quotidiani da Emanuela. Sì, con il prefetto Signoriello appunto che si presenta ufficialmente alla città. Vediamo sulla Sicilia fare rete per la crescita della città. Queste le parole appunto del nuovo prefetto. Impariamo a gestire l'ordinario, saremo più bravi nelle emergenze. A Palazzo Minoriti l'incontro con le forze dell'ordine e i giornalisti, poi in municipio dal sindaco Trantino. Li vediamo assieme appunto in questa foto istituzionale. E poi tra i temi di cui ha parlato, la devianza minorile, so che ci sono in campo delle buone pratiche di cui sto già studiando i dossier, appunto queste le parole di Signoriello. E adesso voltiamo decisamente pagina perché facciamo un'incursione nel mondo dello sport, ma fra virgolette incursione perché questa notizia è una notizia difficile da digerire per i tifosi di Messina e Trapani, e per il Messina che già ha tanti guai, non soltanto la retrocessione, ma adesso arriva la maxi penalizzazione meno 14 che è stata decisa dal Tribunale Federale Nazionale, penalizzazione anche per il Trapani che partirà nel prossimo campionato da meno 8. In casa Messina si guarda anche però ai prossimi giorni, quando verrà discussa l'istanza di fallimento della messa in liquidazione della società. Ma facciamo il punto in questo servizio. Una stangata attesa, ma probabilmente non con queste proporzioni. 14 punti di penalizzazione da scontare nel prossimo campionato di competenza. È la sanzione che il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto all'ACR Messina per i mancati pagamenti di stipendi e contributi dello scorso aprile. A questa si aggiungono anche le sanzioni personali, 10 mesi di inibizione ciascuno al presidente Stefano Alaime e all'amministratore Dudu Sissè. Una condanna pesantissima che va ad aggiungersi ad un'altrettanto disperata situazione del club, per il quale la procura di Messina ha inoltrato istanza di fallimento con udienza fissata al 10 giugno. L'ACR Messina non ha presentato alcuna memoria difensiva per quanto riguarda le altre squadre del girone C. Il tribunale invece ha accolto la richiesta dei legali del Foggia e rinviato la decisione al 19 giugno. Sanzione pesante anche per il Trapani. Per il caso della cessione dei crediti d'imposta alla società Granata sono stati inflitti 8 punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione sportiva. Contestualmente sono stati comminati 6 mesi di inibizione a Valerio Antonini, amministratore unico del club, e al procuratore Vito Giacalone. Il verdetto, che arriva al termine dell'udienza del Tribunale Nazionale Federale, segna il primo pronunciamento ufficiale della giustizia sportiva sulla vicenda delle compensazioni fiscali irregolari, che ha coinvolto anche il Brescia, penalizzato e retrocesso alla Serie B e alla Serie C, e che ha già travolto anche i Trapani Shark nel mondo del basket. E allora, vediamo un po' cosa dicono i quotidiani stamattina. Vedo da Repubblica.
Repubblica, sì, scrive mazzata per Trapani e Messina. Granata penalizzati di 8 punti, giallorossi di 14 dopo una pesante anche retrocessione in Serie D. Entrambe le sanzioni saranno da scontare nella prossima stagione. Inibito per 6 mesi il presidente del Trapani Antonini, quindi insomma un inizio di campionato tutto in salita per il Trapani in Serie C con meno 8 punti, ma anche con... Per il Messina bisognerà capire che cosa succede, perché non è escluso che questa attuale società non si iscriva al prossimo campionato di Serie D, quindi ci sono delle evoluzioni, quindi aspettiamo di capire da quale categoria comincerà il Messina, se andrà avanti in Serie D, cosa molto difficile considerata l'istanza proprio di messa in liquidazione da parte del Tribunale, e bisognerà capire se sono imprenditori pronti a rilevare qualche titolo o altrimenti ripartire dall'eccellenza nuovamente. Infatti, se vediamo sulla Gazzetta del Sud, nel taglio basso, mano pesante per le inadempienze, ACR Messina, penalizzazione di 14 punti, addirittura col punto esclamativo, destino segnato, anche la D è un certamente miraggio. è difficile e complicato immaginare un campionato di Serie D partire con meno 14 punti, considerato che è una società che ha circa 2 milioni di euro di debiti in questo momento. Vediamo allora le altre notizie sulla prima pagina della Gazzetta del Sud. Vediamo in alto Taormina, partiti al San Vincenzo, all'ospedale, i lavori di adeguamento per 7.200.000 euro. E poi a Capo d'Orlando il 15 luglio la corsa inaugurale dell'aliscafo che raggiungerà le isole Eolie, questo per quanto riguarda la provincia di Messina. E poi vediamo Salvini conferma per quanto riguarda il ponte sullo Stretto, in estate i primi cantieri, ieri la giornata a Reggio Calabria, la 2 giorni appunto del Ministro dei Trasporti per fare il punto sulle procedure relative al ponte, alle iniziative di prevenzione antimafia, nodo sul quale c'è stata una battuta d'arresto anche per l'intervento del Quirinale, e poi l'organizzazione dei cantieri. Oggi il vice premier invece sarà a Messina. E poi subito sotto vediamo appunto lo sporcaccione coperto dal lenzuolo che è finito in prima pagina sui quotidiani. Andiamo a vedere anche le altre prime pagine. Il Giornale di Sicilia con la formazione in primo piano, piovono soldi e si apre alle assunzioni. Entro il 2027 il budget totale salirà oltre i 230 milioni, allargando la platea degli addetti. Gli ultimi bandi in rampa di lancio sono quelli per sopperire all'obbligo scolastico. Accordo tra regione e sindacati, confermato il ricorso al click day con paletti però di garanzia. Poi la manovra regionale, la manovra all'Ars regge l'intesa, pochi emendamenti. E ancora Borgonuovo, record di irruzioni a scuola, questo per quanto riguarda la cronaca di Palermo, distrutto un plesso. E l'8º raid alla Levi Montalcini, rubati pure i cavi, la preside qui, tanta fame. Questi sono i risultati in uno dei quartieri più sensibili appunto di Palermo. E poi anche qui lo sporcaccione si veste da fantasma, multato lo stesso. Forse voleva evitare di fare la differenziata, ma sicuramente adesso è conosciuto da tutti come un incivile. Poi in alto vediamo Palermo, 2 arresti per l'assalto a un vigilante con 110.000 euro di bottino. Vediamo la prima pagina della Sicilia. Vediamo alcune notizie regionali. Catania, ex militare assolto. C'è un altro precedente del collegio salva prof. E poi vediamo Salvini con il plastico del ponte. Pontefice oggi, scrive la Sicilia. Controlli antimafia, dice il vice premier, sintonia col Colle, più cattivi delle leggi ordinarie. Oggi il vertice appunto in prefettura a Messina.
Vediamo in alto altre notizie, intanto per quanto riguarda appunto il calcio, Trapani e Messina che vengono penalizzate, il Catania cerca di tenere inglese Inzaghi verso la panchina del Palermo. L'ultima prima pagina, Angelo, vediamo Repubblica Palermo e allora vediamo armi spuntate contro gli incendi, quindi si avvicina l'estate e anche la stagione degli incendi, di un'emergenza purtroppo che si ripete ogni anno. Mancano operai e autobotti, quindi si parte anche in salita. Al lavoro 1000 forestali su 15.000 previsti, elicottero preso in prestito dai carabinieri. In alto Taormina, la disfida delle spiagge, il sindaco De Luca restringe gli spazi per i privati e i manager degli hotel non ci stanno e insorgono. E poi c'è un caso di cui oggi si parla su tutti i quotidiani, lo troviamo in prima pagina su Repubblica Palermo, il sindaco La Galla compra un'auto blindata, esposto dell'opposizione. Grazie Emanuela, fra poco da te per i quotidiani nazionali. Adesso apriamo il collegamento con la polizia stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Andiamo a Siracusa, buongiorno al commissario capo, il dottore Francesco Giuffrida. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. La mattinata per fortuna non ci consegna particolari criticità, se non le quotidiane problematiche relative appunto ai rallentamenti e alla formazione code, quali sulla A18, la Catania-Messina, subito dopo i caselli di San Gregorio in direzione Catania, o sulla A18 in direzione 100, così con la tangenziale di Catania in direzione Siracusa. Vediamo anche che sulla Catania-Siracusa, in entrambi i sensi, per la presenza di cantieri si possono anche lì formare code e rallentamenti. Sulla 121 è anche presente la possibilità di code e rallentamenti tra Piano Tavola e Mister Bianco. Ricordiamo che anche per oggi è in vigore il divieto di transito sulla autostrada la Siracusa-Gela in transito in esercizio fino a Modica, nel tratto tra Cassibile ed Avola per i veicoli con massa pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Ne approfittiamo di questo collegamento per informare gli utenti in ascolto che il martedì 3 giugno e giovedì 5 giugno sulla Catania-Siracusa, tra gli svincoli di Priolo Sud e Priolo Cavano in entrambi i sensi, ci saranno dei lavori da parte di Terna che deve ammodernare la linea elettrica, quindi vi sarà sicuramente del rallentamento con le code. Quindi chiediamo a tutti gli utenti di portare pazienza, comunque di partire in molto anticipo o di utilizzare il percorso che è la la vecchia SS 114. E come ogni giorno diamo un consiglio giornaliero, che è quello che utilizziamo le cinture di sicurezza, perché la cintura di sicurezza ci salva la vita, sia per quanto riguarda i passeggeri anteriori perché i passeggeri posteriori, così come anche non utilizziamo durante la guida il cellulare o altro dispositivo in quanto è fonte di distrazione. Che ricordatevi, le multe si pagano, gli eventuali punti persi o decurtati si recuperano, ma la vita persa non si recupera più. Dal compartimento Polizia Stradale di Catania è tutto. Vi auguriamo buon fine settimana, ponte del 2 giugno. Grazie e buon lavoro proprio in vista del ponte del 2 giugno. Immaginiamo che sarà un ponte di lavoro per voi che vigilate sulla nostra sicurezza. Andiamo a vedere un attimo qual è la situazione di viabilità in città, a Catania, nella circostanza. Siamo su via Lodorico da Pordenone, circonvallazione. Il traffico a quest'ora è particolarmente sostenuto. Vedete dall'alto la nostra telecamera vi mostra come effettivamente si vada lentamente, si prosegue davvero, non dico a passo d'uomo, ma si cammina davvero in alcuni momenti, addirittura non si cammina per nulla. Vediamo anche via Vincenzo Giuffrida, traffico sostenuto sia in entrata che in uscita dalla città. Siamo nel fine settimana, evidentemente c'è anche chi ha la possibilità di fare, quindi si organizza per questo lungo ponte. Breve sosta e poi torniamo di nuovo a leggere i quotidiani con Emanuela Corsi. Di nuovo
Siamo insieme a Buongiorno Sicilia, torniamo da Emanuela Corsi per la lettura dei quotidiani, stavolta quelli nazionali. Sì, partiamo dalla stampa di oggi. Angelo, ancora i dazi in primo piano, i dazi di Trump, ma questa volta la guerra commerciale non è contro gli altri paesi stranieri, ma è una guerra intestina. Dazi, scontro tra giudici statunitensi. La Corte del Commercio, ordini di Trump illegittimi, questa è la sentenza, ma l'appello, le misure restano mercati nel caos ormai da mesi, con questi tira e molla, con questi annunci. È un'altalena continua. Un'altalena continua che non fa bene chiaramente all'economia mondiale, perché un giorno Trump dice una cosa e il giorno dopo ne dice un'altra. Tra l'altro lui, interpellato anche dalla stampa, ha detto ma non è vero che io torno indietro, perché per lui è importante vedere la reazione dei paesi quando annuncia questi dazi. Ha detto quando ho detto all'Europa vi imporrò dei dazi al 50%, subito mi hanno telefonato allarmati. Però abbiamo bruciato in Europa, nel vecchio continente, in borsa, milioni e milioni. Diciamo che questa parte non viene contemplata da Trump. È importante per lui che i leader mondiali, poi ogni volta che viene annunciato un'imposta, insomma, poi si scomodano e cominciano subito a tentare un dialogo con il presidente. Quindi vediamo l'ira del presidente, l'imporrò comunque, dice, confermato il vertice di martedì con l'Unione Europea. Bruxelles si sente più forte. E poi vediamo la fotonotizia dedicata alla guerra in Medio Oriente, senza tregua, questo è il titolo, l'immagine parla da sola. Sì di Netanyahu al cessate il fuoco proposto da Washington, ma Hamas prende tempo, la guerra continua. Ecco perché se da un lato l'America fa una guerra commerciale, dall'altra però diciamo che Trump si pone come intermediario per cercare di riportare la pace non solo in Medio Oriente ma anche in Ucraina. Andiamo a vedere la Repubblica, Stati Uniti, caos sui dazi di Trump, i giudici bloccano le tariffe, le giudicano illegittime, ma la Corte d'Appello sospende la sentenza dopo il ricorso della Casa Bianca. Imporremo le nostre regole anche se battuti in tribunale. Scetticismo dei mercati, l'Unione Europea attende i verdetti, quindi anche qui apertura con questo tema, ma poi c'è anche una notizia di spalla. Musk dice addio all'amico Donald. Così si è bruciato l'Icaro d'America, uno dei primi sostenitori di questa campagna elettorale di Donald Trump, che lo ha portato appunto a tornare come inquilino della Casa Bianca. Elon Musk lascia il suo ruolo al Doge, tra l'altro. Proprio a Musk non è piaciuta la legge di bilancio appunto di Trump. E poi vediamo su Avvenire con Gaza invece in primo piano, Gaza che sfiora la tregua da Israele, via libera alla proposta degli Stati Uniti, rilascio di 10 ostaggi e 100 palestinesi in cambio di 60 giorni di cessate il fuoco. In serata doccia fredda di Hamas che si dice però insoddisfatto. Vediamo anche altre notizie, la politica italiana su premierato e giustizia accelerata con polemiche. L'ipotesi di discutere in aula a luglio fa infuriare il PD, basta forzature. E poi c'è questa iniziativa che riguarda i minori e i social. Minori sui social, si alzano gli argini, iniziativa di Grecia, Francia e Spagna, perché urge una maggiore età digitale e limitare l'accesso dei giovanissimi ai social network con rigorosi controlli di età e forti controlli parentali. Chiaramente il tema dell'utilizzo dei social comincia a diventare anche un tema che viene discusso dai rappresentanti istituzionali, perché spesso purtroppo è un rapporto insano. Vediamo il Messaggero, i
dazi in tribunale, caos negli Stati Uniti, ma vediamo anche le altre notizie. Intanto il mondo del calcio, qualcosa si muove nei club, la Roma va a pranzo con Gasperini, vertice notturno Lazio-Sarri, Allegri torna nella panchina del Milan e Conte che resta al Napoli. Il valzer delle panchine. Il valzer delle panchine, sono tutti concentrati adesso su questi movimenti appunto dei nuovi allenatori o vecchi, insomma. E poi la cronaca, il delitto di Martina Meloni, fare di più e tutti insieme. Un'altra storia che ha scosso il nostro paese, una bambina, una ragazzina di soli 14 anni che viene uccisa crudelmente e barbaramente dall'ex fidanzatino, possiamo dire, di 18 anni, che non ha accettato la fine della storia e l'ha uccisa tra l'altro in una maniera orribile, colpi di pietra, e tra l'altro ha anche occultato il cadavere, quindi insomma ormai veramente menti criminali appena ragazzini. La leader intanto Meloni apre la proposta di Schlein per un tavolo comune, la legge non basta, serve una svolta culturale. Il giornale di oggi invece, ti faccio vedere questa notizia in alto, Angelo, perché qualcosa sta cambiando per quanto riguarda invece il maltrattamento degli animali. C'è una legge, possiamo dire una svolta storica, grazie a questa legge firmata da Vittoria Brambilla, la Carta degli animali, carcere per chi li maltratta, sanzioni più dure contro il traffico di cuccioli, esulta appunto Brambilla, la sinistra però si astiene, è stata votata questa legge tanto caldeggiata appunto dalla deputata Vittoria Brambilla. Vediamo la prima pagina del Corriere della Sera. E vediamo anche qui, ora è legge in carcere chi maltratta gli animali, mai più cani alla catena. Andiamo a vedere all'interno questa legge che è stata appunto approvata. Detenzione fino a 4 anni e multe da 60.000 euro. Scatta il divieto di catene per i cani, mentre invece 24 saranno i mesi di detenzione per chi maltratta un animale con una multa di 30.000 euro, stessa pena anche per chi organizza e assiste a combattimenti tra animali. Ma dicevamo la pena massima è quella dei 4 anni di reclusione e di 60.000 euro di multa se il reato è commesso con sevizie o sofferenze volutamente prolungate, e purtroppo di queste storie ne abbiamo raccontate troppe. Grazie Emanuela, torneremo da te più avanti e adesso vediamo le previsioni meteo e poi il primo degli ospiti della nostra mattinata. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con alta pressione e rinforzo sul nostro territorio, a garanzia infatti di una giornata stabile ed assolata ovunque. Vediamo ora nel dettaglio la Sicilia, poco da segnalare infatti splenderà il sole nel corso della giornata di venerdì, con qualche velatura di tanto in tanto ma solo in transito. La ventilazione sarà a tratti sostenuta sulle coste settentrionali e sui settori orientali della regione, con mari di conseguenza mossi. Le temperature massime intorno ai 25 e 26 gradi. Giornata di sabato ancora all'insegna del sole, con venti in graduale attenuazione, mari infatti che risulteranno calmi o poco mossi. Le temperature saranno in ulteriore aumento, con valori che localmente toccheranno anche i 27 e 28 gradi. Ma per maggiori dettagli ed approfondimenti, in merito alle vostre località, scaricate l'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia.
Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e adesso ospitiamo e do il benvenuto e il buongiorno, grazie per essere con noi, al professore Pier Francesco Verù. Grazie per essere con noi, il docente di chirurgia vascolare e direttore anche del Dipartimento di Chirurgia dell'Università di Catania. Con lei chiudiamo quello che è il ciclo delle interviste ai candidati alla carica delicatissima di rettore dell'Università di Catania. Abbiamo ospitato il professore Salvatore Baglio, poi anche il professore Foti, ieri la professoressa Nicotra. Con lei chiudiamo questo ciclo. La prima domanda che le faccio subito è: da cosa nasce? Perché nasce la sua candidatura? Grazie, intanto buongiorno a tutti. L'università oggi si trova a un cambio della sua governance e quindi è un momento estremamente importante. Personalmente ho dedicato tutta la mia vita all'attività professionale, ma anche all'università. Ho svolto tutta la mia carriera all'interno dell'Università di Catania e questo sicuramente rappresenta per me un momento importante di mettere a frutto tutte quelle che sono le mie conoscenze, le mie esperienze che ho acquisito in questi lunghi anni di attività sia clinica ma anche universitaria e, come dire, ritornare queste mie competenze e queste mie caratteristiche particolari per un Ateneo che è in ripresa ma che necessita di alcuni punti importanti di sviluppo per il futuro. Professore, lei conosce bene l'università. In questo momento lei dice è in ripresa ma è anche in sofferenza, ancora in sofferenza. Quali sono le sofferenze maggiori? Innanzitutto dobbiamo riappropriarci di quello che è il nostro primo compito istituzionale, quello di garantire una classe dirigente competente, professionale, al passo con i tempi. E questo può avvenire attraverso una formazione importante, con una didattica che deve adeguarsi ai tempi, quindi innovativa, digitale, attrattiva per i nostri giovani, e al tempo stesso dobbiamo accompagnare i nostri giovani anche per una crescita etica e non solo professionale, e quindi mettere in campo delle professionalità importanti che debbano rilanciare il nostro territorio. Le chiedo, lei ha fatto cenno, ci sono delle sfide importanti per l'Università di Catania. La difficoltà in questo momento è legata con ogni probabilità alla fuga degli studenti, cioè la sofferenza forse maggiore è quella che molti giovani, finite le scuole superiori, una volta ottenuto il diploma, scelgono altre città, altri atenei per decidere del loro futuro. Grazie, perché questa è una domanda centrale ed è sicuramente uno dei primi obiettivi che bisognerà cogliere. Ci sono due aspetti. Il primo, la scelta ab inizio, cioè subito dopo le scuole, quello che ha detto lei, la scelta di andare verso le università del nord, ma c'è anche un altro problema ancora più importante che e questa sarà realmente la nostra sfida del futuro, che in realtà molti nostri giovani studiano da noi le triennali e poi decidono di andare per le magistrali, cioè per quella parte di specializzazione che poi li lancerà nel mondo del lavoro fuori. Quindi non solo noi, come dire, mettiamo in campo delle risorse importanti praticamente per formare ragazzi che poi andranno a lavorare fuori. Quindi è importante oggi investire sulle magistrali, è importante oggi avere una maggiore connessione, un network importante col mondo del lavoro e quindi cercare di convincere i nostri giovani che le opportunità di lavoro sono anche qui e quindi dare a questa terra, come dire, professionisti importanti che sappiano, come dire, trasferire il loro know-how sul territorio, sul mondo del lavoro e dare occupazione. E proprio su questo volevo arrivare io, al rapporto dell'ente, dell'istituto università con il mondo del lavoro, con le grandi aziende, anche le piccole e medie aziende che poi sono il tessuto produttivo della nostra società. E in questo forse l'università è mancato. Ci sono stati, come dire, delle importanti aperture anche con Confindustria, anche con tentativi attraverso l'area della terza missione di aprire l'università
e soprattutto le nostre magistrali al mondo produttivo siciliano e non solo. Questo è un punto cruciale perché sempre di più l'università deve essere lei interprete, quindi lei punto di riferimento del territorio e cercare anche di dare col proprio know-how che mette in campo con i propri studenti e con i propri docenti, aiutare il tessuto sociale alla crescita e in un certo senso anche accreditare tutte queste aziende piccole, medie e grandi che ci sono in Sicilia che stanno cercando di affermarsi in ambito regionale e nazionale. Professor, lei faceva prima riferimento al fatto che deve avere più attrazione, deve essere più attrattiva l'Università di Catania, intendendola più smart sicuramente e con meno burocrazia per facilitare determinate operazioni e anche gli accessi ad alcuni servizi e altri servizi da mettere a disposizione della comunità studentesca. Sicuramente ci sono due aspetti, uno che è quello dei servizi agli studenti che devono sicuramente migliorare nel senso di, come dire, dobbiamo essere più attrattivi, dobbiamo coccolarci i nostri studenti, quindi offrire dei servizi che siano attrattivi, sicuramente migliorare la nostra residenzialità per permettere ai ragazzi che sono fuori provincia di venire a vivere da noi, trovare un'accoglienza ma anche una possibilità di avere una residenzialità e questo è sicuramente un aspetto importante, ma sicuramente anche l'altro aspetto è che questi ragazzi devono vivere la nostra università come un luogo di crescita, come un luogo di relazione, come un luogo di... Dobbiamo ritornare ad avere un ruolo centrale in questo. E i ragazzi potrebbero in qualche modo beneficiare, di una sorta, la creazione di eventuali campus, fra virgolette dico io, potrebbe essere questa la strada per il futuro? Guardi, questa è veramente una domanda centrale perché i ragazzi hanno innanzitutto bisogno, i ragazzi sono molto diversi oggi, intanto hanno una capacità di socializzazione diversa. Oggi abbiamo in campo due grandi progetti che sono nell'ex Vittorio Emanuele e nell'ex ospedale Ascoli Tomaselli, dove in realtà si creeranno due campus, uno per l'area umanistica al centro di Catania e l'altro per l'area prevalentemente scientifico-tecnica nell'area della cittadella universitaria. Lei pensi che lì sono previsti quasi 600 posti letto nel senso di residenzialità per gli studenti e quasi 5.000 posti aula. Ma al di là dell'aumento nel nostro potenziale di accoglienza, del nostro potenziale di erogare una didattica più innovativa ma anche più attrattiva, c'è la possibilità di creare delle vere e proprie aree che fungono da campus e che permettono di ridare a questi ragazzi il senso di appartenenza e anche migliorare la capacità loro di relazione tra di loro. Quando lei parla di essere attrattivi anche da un punto di vista della offerta formativa, immagina una sorta di riformare quelli che sono gli attuali dipartimenti in qualche modo? Ma guardi, sicuramente i dipartimenti dovranno tornare a essere centrali e quindi dovranno cogliere le occasioni del tempo che cambia e le richieste che vengono dalla base, dal territorio, dagli studenti e quindi in un certo senso adattare i loro corsi di studio, ma non solo il corso di studio ma anche il piano, cioè il contenuto dei loro corso di studi per cercare di essere al passo con i tempi e più attrattivi per i nostri ragazzi, e questo deve essere finalizzato, come le dicevo prima, a creare delle figure professionali che possono trovare uno sbocco sul lavoro e questo è sicuramente un fatto centrale, però c'è anche il metodo di trasferimento del know-how che deve migliorare. Questi ragazzi oggi hanno una capacità di apprendimento che è molto diversa da quella mia dove studiavamo sui libri, ora c'è un mondo digitale che
in un certo senso facilita, ma che ha cambiato i paradigmi della formazione, e noi dobbiamo essere in grado di cogliere questo cambiamento e di dare a loro il giusto know-how attraverso i loro sistemi di apprendimento. Allora, ricordiamo quali sono le date e gli appuntamenti, perché il 23 c'è il primo turno, nel caso in cui non ci dovesse essere la fumata bianca si tornerà a votare per un secondo turno il 26 e poi ancora il 30 giugno per un eventuale terzo. Poi, se queste 3 tornate elettorali, diciamo così, non dovessero bastare, un turno di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto maggiori consensi il prossimo 3 luglio, se non ricordo male. Diciamo anche che le componenti che vanno al voto sono quelle dei professori, dei docenti, la parte diciamo amministrativa, tecnica amministrativa e gli studenti. Su questo le faccio un'osservazione: le sembra sufficiente la quota che viene rappresentata dai ragazzi, perché sono 95, se non ricordo, gli studenti che partecipano al voto? Guardi, non è indifferente, però sicuramente sia il peso del personale tecnico amministrativo, che di più in più come dire, acquisisce un ruolo fondamentale. Lei mi aveva fatto prima la domanda sulla macchina organizzativa, no? Noi dobbiamo essere capaci un po' di snellire e di dare un ruolo principale al personale tecnico amministrativo, non più di servizio ma quasi una spalla per la componente docente, e poi gli studenti oggi sono il motivo principale istituzionale perché c'è l'università. Quindi probabilmente dobbiamo anche rivedere il peso anche di rappresentanza dei nostri studenti, ma dobbiamo avere una maggiore capacità di ascolto delle loro istanze, e probabilmente una rappresentanza più importante darebbe il giusto peso di una università e anche dare una rappresentatività, una voce diversa ai nostri studenti. Grazie al professore Pier Francesco Verù, che è docente di chirurgia vascolare ma anche direttore del Dipartimento di Chirurgia dell'Università di Catania. Grazie ancora per essere stato con noi, candidato alla carica direttore dell'Università di Catania. Ci fermiamo, fra poco saremo di nuovo insieme, restate con noi a Buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme, con me in studio c'è adesso l'ingegnere Biagio Bisignani, buongiorno. Buongiorno. Che è il direttore dell'urbanistica del Comune di Catania. Cosa parliamo? Di cosa parliamo stamattina? Parliamo del PUG, che non è una brutta parola. No, assolutamente no, il piano urbanistico generale, il piano che stiamo predisponendo e stiamo cercando di redigere con la, diciamo così, complicità della città. Ecco. Proprio volevo arrivare alla complicità della città, perché ci sono stati 3 giorni, l'8, il 15 e il 22 di maggio, di confronto, sì. Anche di idee, no? Perché sono state 75 le proposte che sono state messe sul tappeto. Stiamo vedendo per l'appunto una delle foto, uno degli incontri fa riferimento per l'appunto a questo. Allora, ci sono tre momenti diversi, in ognuna di queste giornate si sono approfonditi alcuni aspetti. Sì, diciamo che già ne sono state programmate altre 4 per tutto il mese di giugno, e poi finiremo con il 26 di giugno con l'ultimo incontro. Chiaramente in queste giornate di maggio abbiamo, con l'aiuto dei nostri esperti, in capo ai nostri esperti il professore Colloca, che sta guidando questa scelta della concertazione complessiva con la città, abbiamo segmentato con alcuni argomenti ben precisi le giornate di ascolto. È una nuova possibilità che la norma pone, a differenza della vecchia normativa che invece poneva un rapporto di univoco incontro con l'amministrazione in altri tempi. Qui invece la nuova normativa propone proprio l'ascolto della città e le proposte della città prima che venga predisposto questo documento preliminare, che è il primo passo del piano urbanistico generale. Vecchio piano regolatore. Del vecchio piano regolatore. Ingegnere, io le chiedo, adesso in queste prime 3 giornate, magari per non scendere nei particolari, ma la sensazione che lei ha, che gli addetti ai lavori hanno avuto sulla partecipazione di associazioni, di cittadini, di enti che hanno collaborato e si sono confrontati con voi, che visione hanno della città del futuro? Ma guardi, se pensi che nel 1964-69, anno in cui venne approvato il primo piano regolatore generale, ci furono circa 200 osservazioni e opposizioni al piano, noi oggi, lei ha ben detto, 75
diciamo, proposte sono state fatte fino a qualche settimana fa, infatti già abbiamo raggiunto più del centinaio di proposte, e diventa una cosa estremamente importante perché significa che la popolazione e le associazioni sono molto attive, stanno partecipando attivamente, ma soprattutto nei contenuti. Non ci sono contenuti strettamente legati alla visione privatistica delle aree, ci sono molti contenuti invece che hanno delle proposte di tipo generale, di interesse generale, che sono estremamente importanti per chi ha bisogno di progettare una città diciamo così, con l'interesse pubblico, con l'interesse di tutti. Alcuni focus possiamo evidenziarli. Il tema del recupero delle acque piovane è un tema molto sentito, anche perché la città nell'ultimo periodo ha sofferto parecchio, diciamo le bombe d'acqua in modo particolare. Ma diciamo che credo che sia uno degli elementi portanti della costruzione del piano. Risolvere questo problema non è una soluzione estremamente semplice, perché la città come palinsesto ha costruito su se stessa una serie di attività edilizie importanti che oggi devono necessariamente essere recuperate con nuove visioni, soprattutto del recupero delle acque piovane. Voi siete abbastanza diciamo, sensibili a questa cosa, ho visto che più volte avete incontrato esperti del settore per discutere di questa situazione. Se ne è discusso molto in una giornata di studio proprio con l'Ordine degli Ingegneri. Io ritengo che ora ne farà un altro l'Ordine degli Architetti, con l'ingegnere Mauro Scaccianoce, che ha focalizzato proprio su questo ambito e su questo tema. È chiaro che uno degli aspetti più importanti per la città di Catania, assieme anche al consumo di suolo, assieme anche alle aree verdi, assieme a tutta una serie di strutturazioni diciamo del corpo fisico della città. E questa è una soluzione che speriamo di riuscire a dare mettendo assieme tutti i pezzi, che sono veramente tanti, di questo puzzle, e speriamo di metterli assieme per poter dare una risposta concreta e certa. Su due altri temi mi vorrei concentrare in maniera molto breve, chiaramente per il tempo che abbiamo. È quello che un primo tema è quello del recupero diciamo, di quello che è il patrimonio immobiliare edificato, cioè non costruire ex novo, ma recuperare quello già esistente. Ma immaginate che la popolazione di Catania, residente appena poco meno di 300.000 abitanti, facciamo così, ma il patrimonio immobiliare è per almeno 1 milione di abitanti, quindi è una città che potrebbe attirare più di 1 milione di abitanti. Questo cosa significa? Che è probabile non più avere un'idea di espansione della città con degli edificati, ma recuperare, riqualificare, rigenerare il costruito, i quartieri in cui, per esempio, uno tra tutti, il sindaco si è speso veramente tanto in questi ultimi mesi e in questo ultimo mese per i fondi ex Caivano su San Cristoforo. Per esempio San Cristoforo è uno di quei quartieri, assieme a tanti altri, attenzione, Barriera, Picanello, in cui bisogna avere un'attenzione particolare proprio per la rigenerazione e il recupero di questi quartieri. E un altro, questa è una mia curiosità, avete parlato, anche si è parlato di un urban center permanente. Ci può spiegare che cosa significa? Ma tenga presente che una piazza, chiamiamola così, una piazza dove tutte le idee possono incrociarsi, scontrarsi, diventare pubbliche, i progetti, la nuova progettualità prendere forma, purtroppo Catania non l'ha mai avuta. Abbiamo cercato e stiamo cercando di avere, perché non è soltanto un luogo fisico, è anche un'organizzazione da poter porre, in cui tutti i cittadini devono avere anche la modalità per poter proporre, per poter dire la propria idea. È chiaro che questo momento lo stiamo, diciamo così, un po' rodando con questo ascolto, con questo mese di maggio e con il prossimo mese di giugno, che pensi saranno anche itineranti nelle municipalità, quindi partiremo dalla prima, seconda, terza, quarta, fino ad arrivare all'ultima municipalità ad ascoltare i cittadini proprio sul sito in cui loro stanno, e faremo anche ulteriori altri
tematismi per poter avere un raggio, uno spettro più ampio. L'urban center è un luogo che ogni città dovrebbe avere. Catania purtroppo ha una difficoltà, ma per diversi motivi, ma non perché non l'abbia mai voluto, ma perché non ci sono state mai le condizioni per poterlo porre in essere. E tenga presente che l'urbanistica per le città del sud è un qualcosa di diverso rispetto all'Emilia Romagna, rispetto al Veneto, dove lì la politica urbana, ma soprattutto questa disciplina, ha avuto una forma molto più pregnante rispetto a noi. Il piano del 64 adottato, del 69 approvato, questa è una sintomatologia che ci fa capire, insomma, che l'urbanistica è difficile da trattare. Ecco. Per chiudere, capisco che lei non ha la palla di vetro, ma quando Catania potrà, secondo lei, avere un nuovo, io lo chiamo piano regolatore, il PUG? Guardi, impegno dell'amministrazione negli obiettivi è farlo quanto prima. Io ritengo, senza potermi sbilanciare, che il piano, diciamo il documento preliminare, l'abbiamo condiviso col vice sindaco, col sindaco, col professore La Greca. Il piano preliminare, questo documento preliminare dovrà essere fatto nel più breve tempo possibile, quindi da qui ai prossimi 3, 4, 5, 6 mesi dovrà essere portato necessariamente in Consiglio Comunale. Che poi il PUG vero e proprio, completo in ogni parte, quindi oltre al documento preliminare, completo in ogni parte, sia pronto per la sindacatura Trantino. Guardi, io faccio diciamo così, governo questa direzione temporaneamente, perché tutti siamo pro tempore in questo mondo, ma io spero proprio che possa venire alla luce per un motivo ben preciso. Catania non può stare con una vecchia norma, con una vecchia regola che ormai sta veramente stretta all'intera città. Grazie all'ingegnere Biagio Bisignani, che è il direttore dell'urbanistica del comune di Catania. Ci fermiamo, restate con noi a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, ma soprattutto ben ritrovati, devo dire, a Che Tiranno. Buongiorno, buongiorno Angelo. Grazie. Gaetano Pappalardo, Gaetanic per gli amici. Gaetanic, buongiorno a tutti voi. Lo vedete alle vostre spalle, una presenza inquietante. Grazie anche a Cristiano Di Stefano. Ciao Cristiano. Malato. Buongiorno a tutti ragazzi, scusate ma sono in questo momento negli Stati Uniti, per cui qui c'è il fuso orario. C'è la Tour Eiffel dietro di te, però com'è che sei? C'è la Tour Eiffel, sì. Allora, li abbiamo rimessi insieme stamattina, mi auguravo e speravo di avervi tutti e tre nello studio, però Cristiano ha avuto un piccolo incidente. Immaginario sempre. E allora non c'è, però è con noi comunque in collegamento. Perché siete qui? Perché... Che fai? No, niente. No, parlano in codice con Cristiano, hanno è un codice complicato. Complimenti, ti trovo benissimo. Anche Dove io sei stato messo? Nel congelatore anche tu? Bene, ma perché non mi chiamate dopo? Se siamo in diretta. No, perché da tanto che non lo vedo, ti trovo bene. Sei stato in Albania, in Romania, hai fatto il trapianto con questi sono stato sempre qui. I capelli a te non ti sono caduti, vedo gente. Io ti ho detto non la invitare, hai detto bene, sai che le cose le dico. Allora, perché siete qui stamattina? Perché sei qui? Non lo so, ci hai chiamato tu. Perché dal 2 giugno torna su Telecolor Playa Bonita, ma la vecchia Playa Bonita. Quest'anno c'è stata una scelta. Vedete, state vedendo già delle immagini. Sì, Possiamo non abbiamo la sigla? Questa è la musica. Questa era la sigla. Non so se abbiamo la musica. La sigla originale. È muto, è così. Però voglio dire, il ritmo, baila là. Ragazzi, allora, si torna con Playa Bonita, che è una trasmissione che ha segnato, diciamo, la storia della nostra televisione, perché cominciato negli anni 90, andando avanti sino al 2024 con una certa formula, e tutti e tre praticamente a un certo punto non dormivate la notte, perché vi ricordo che Cristiano... Non dormivamo in generale. Non dormivate. La mattina a spiaggia, la notte discoteca, la mattina tipo animatori, era un continuo così. Volevo sentire Cristiano, che quello in questo momento diciamo che non è qui con lo studio con noi, però Cristiano... Ragazzi, la cosa più inquietante è che voi manderete di nuovo tutti i filmati degli anni passati in cui noi abbiamo almeno 20-25 anni in meno. Circa, grosso modo, no? È vederci molto Vabbè, più dai, non ti perché puoi lamentare, inquietante? sei uguale, no? Anche tu. Anche lui è cambiato. E non sei cambiato, a parte che ti sei svegliato in questo momento perché hai due occhi come se avessi due palloni, però... A parte che non ho dormito tutta la notte perché ho una spalla fratturata, quindi da una settimana non dormo.
Ecco, questo è duro. Allora, mi raccontate una cosa particolare, dico a Gaetano. Cioè, tu com'è che ti sei trovata a un certo punto in questa storia? Perché... Allora, loro già c'erano, da certo. 1 o 2 anni. C'erano 3 perché anni. ricordiamo 3 che anni. all'inizio si cominciò anche con la nostra Roberta Lumi. certo, come no, che salutiamo. Quindi io iniziavo a bazzicare Telecolor. E poi niente, c'è stata una proposta, dice, ma senti, vieni a fare un servizio, tu non mi ricordo adesso bene come è iniziato. Tu Gaetanic, come nasce? Allora, ci sono 2 versioni. La prima è che sono tornato con un servizio dove l'audio non c'era, divertente, quindi è stato montato poi così in maniera di sketch, sì, per non rovinare il servizio. E da lì è iniziata questa avventura di Gaetanic cerca lavoro da un film. Questa è una versione, cioè quella più simpatica. L'altra La seconda è niente, che siamo andati a fare un servizio diverso dal solito e poi abbiamo tolto l'audio, messo delle musiche, accelerato tutto, è venuta fuori una gag ed è rimasta a mo' di chi è? Sono io? Sì, siamo noi, Siete mamma voi, mia, no, tutte. però non potete mandare queste Come non cose perché veramente non si può mandare, guarda che ero piatta, guarda. Allora, vi dico anche gli orari. tutta tirata. Playa Bonita Remix 13:30 prima del telegiornale Sì, di me lo pranzo. segno. 13:30. Mezzanotte e 30, ragazzi. È giusto. Wow. Mezzanotte e 30, così magari nottambuli. Che con ce ne Mazzurro. sono tanti, ce ne sono Marzullo o tanti. noi? Ha la possibilità di dire Cristiano, che cosa mi dici tu? Com'è che a un certo punto ti sei rivisto adesso, no? Mentre scorrevano le immagini. Ma tu cosa hai da dire a Chetti e a Gaetano in questo momento? Che si può dire però? Che si possa dire. No, dico che questa mattina sono molto più sensibile degli altri giorni, per cui dico che questi sono stati i momenti più belli della mia vita, momenti che porterò sempre nel cuore. Playa Bonita per noi è stata veramente una grande palestra. Adesso vedo tantissimi ragazzi che fanno servizi, strade, interviste, anche di cultura generale, cose che noi abbiamo fatto veramente tantissimi anni fa e devo dire che eravamo veramente visionari, ci siamo divertiti. Il segreto di questa trasmissione era l'unione, veramente l'empatia che avevamo tra di noi, con i registi che si sono stati tanti di registi. susseguiti. Sì, è vero, Sono stati tanti. Mi ricordate un episodio perché in queste puntate che manderemo per tutta l'estate a un certo punto si rivedranno tanti personaggi, tantissimi personaggi. Vedremo anche il direttore Michele Cucuzza che avete intervistato fra le altre cose in E che ci ha spiaggia. invitato pure alla RAI, perché ai tempi era un programma di successo il nostro, arrivò fino a Milano, fino a Roma. Quindi... Non lo so se abbiamo la clip con questo momento, non ce l'abbiamo, questa non ce l'abbiamo. No, anche a quelli che il calcio, abbiamo fatto una bellissima puntata al Festival Bar dove noi eravamo lì per intervistare personaggi famosi, saliamo sul palco e la gente impazzita inizia ad urlare Playa Bonita, il regista esce da fuori e dice ma chi sono questi? Ho detto, scusate, siamo quelli di Playa Bonita. E quindi... Sempre uguale. Sempre uguale, non se ne cambiava. Ma insomma, guarda, mi sta venendo da piangere guardare le vecchie puntate di Playa Bonita, perché anche per me è stato il periodo ovviamente più bello in Perché assoluto. siamo dei nostalgici alla fine, abbiamo lavorato e ci siamo stradivertiti per 20 anni e come diceva Cristiano giustamente, il rapporto che è rimasto, considera che io sono testimone nozze suo e lei è testimone nozze Cristiano. Quindi siamo amici compari e comari. Manca solo Gaetano che purtroppo non chiuderemo mai il cerchio, mi sa. Perché lui resiste, No, volevo anche dirvi, a un certo punto vi è venuta l'idea di fare Miss Bonita. E una delle protagoniste di Miss Bonita... Diciamolo ad alta voce, diciamolo. Aspetta, se combacia. No, anche se non combacia lo diciamo lo stesso. Diletta Leotta. Diletta Leotta. Diletta è qui. Non c'è C'è chi dice che Diletta è nata da un'altra TV, c'è chi dice che l'ha creata come Pippo Baudo, è stata mia invenzione, no, lo diciamo che Diletta Leotta ha iniziato con Playa Bonita, Miss Bonita esattamente. C'era un concorso dove dovevano partecipare tante ragazze per scegliere quella più simpatica, la più telegenica, eccetera, eccetera, per partecipare con noi. E alla fine lei è arrivata al secondo posto, Alice Consoli, ve la ricordate? Alice Consoli, anche lei. Ora non so che fine ha fatto. Ha una memoria impressionante. Ragazzi, scusate. Cristiano, che cosa ti ricordi tu di quella Miss, diciamo, Bonita? Allora vi dico solo che, come diceva Chetti, giustamente qualcuno si è preso un po' i meriti, no? Che Diletta sia stata in altre trasmissioni. No, dobbiamo dire, diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Diletta Leotta nasce a Playa Bonita, il suo primo servizio sono stato proprio io ad affiancarla, eravamo in via Etnea. È un particolare che io ricordo benissimo di quel servizio è che Diletta
teneva il microfono molto vicino alla bocca, per cui le dissi: Diletta, per fare interviste devi tenere il microfono più basso. Poi siamo andati in via Etnea, dove lei insomma si è sbizzarrita, e devo dire che è stata una bellissima scoperta. Siamo Cristiano, stiamo ancora cercando questo servizio, abbiamo recuperato le immagini della sfilata, una delle sfilate le abbiamo recuperate, ma questo servizio lo stiamo cercando, siamo sulle tracce. Ci dovrebbe essere, via Etnea, ci dovrebbe essere. Ci dovrebbe, no, guarda, noi cercate ci stiamo lavorando. Allora, prima di salutarci, perché qui il tempo praticamente corre in maniera impressionante. Tiranno il tempo. Ma no, tirannissimo. Chetti, ma cosa ti ha lasciato Playa Bonita? Quando rivedi queste cose, mi hai detto che sei emozionata. Sì, sono emozionata perché vi ripeto, è stata un'esperienza bellissima. Le amicizie, certo, quelle ovvie, ce le portiamo e ce le conserveremo sempre, spero per tutta la vita, a parte Cristiano che un pochettino ci ha voluto abbandonare. Scherzo, sai in fondo al nostro cuore quanto, ma molto in fondo, molto in fondo. Quanto siamo... No, scherzo, assolutamente. Non cambia, ragazzi. Cristiano e Gaetano in assoluto sono i miei migliori amici, proprio, veramente. Diciamo, è nata un'amicizia per la vita. Sì, un'amicizia per la vita, infatti ci sentiamo a prescindere. Scusa, al di fuori, in un periodo, in un'età dove non hai interessi o fini o scopi, quindi è sincera, a 23 anni, a 24 anni. Un po' di tempo è passato. Vi racconto anche quest'altro scoop, tanto ormai sono passati anni. Posso? Ce l'ho 2 ore di tempo. Ho da fare un collegamento, però non è un problema. Giorno, io lavoravo per Telecolor già. Un giorno mi dissero: dovrai lavorare. Anzi, prima io camminavo col mio bel motorino, guidavo, vedi questo ragazzo dietro le mie spalle che era lui. Ho detto: mamma mia, quanto è carino sto ragazzo, quanto mi piace, perché mi piaceva questo genere. Moro, un bel ragazzone. Niente, mi dicono: devi fare Playa Bonita. Mi contattò ai tempi in Gallo. Devi fare Playa Bonita con Cristiano Di Stefano. E chiesto Cristiano Di Stefano, stringiamo. Niente, l'ho incontrato praticamente per strada, lui mi ferma e mi disse: Chetti, dovrai fare il programma insieme a me. Quindi per strada vi siete incontrati? Quindi ho detto: perfetto, io ho detto. Perfetto. Vabbè, ragazzi. E poi invece è nata una bellissima amicizia, assolutamente. Ricordiamo, dal 2 giugno. Dai, fai lo spot. 13:30. Mezzanotte e 30 tutti i giorni su Telecolor. Playa Bonita Remix. Madonna che fatica, non c'è più abituato. Ce l'abbiamo fatta. Vabbè, dai, io direi da qualche anno, non per forza dal 1900, fatti vedere i servizi. Cominciamo esattamente dall'inizio, dall'800. Eravamo noi, Mosè e non so che altro c'era che... Vabbè, allora, grazie davvero per essere stati con noi questa mattina. Ci sentiamo dopo. Che tiranno, Gaetano Pappalardo e il nostro Cristiano Di Stefano da questa parte, perché lo vedo dall'altra parte sul monitor. Grazie per essere stati. Ragazzi, che bei ricordi, veramente un bel regalo. Bei ricordi davvero. Bene, allora ragazzi. Grazie Angelo. In bocca al lupo anche a te, alla nostra produzione, grazie a tutti voi. Ci fermiamo? Sì, ci sono le pillole di Almanacco. A dopo. Il 30 maggio è la giornata mondiale della sclerosi multipla. Si tratta di una patologia infiammatoria del sistema nervoso centrale, insorge ad ogni età e le donne sono doppiamente colpite rispetto agli uomini. La diagnosi precoce è fondamentale per evitare che la malattia evolva nella forma progressiva più pericolosa. Come possiamo facilmente intuire, le sonde che esplorano il sistema solare richiedono una spessa schermatura per proteggere gli strumenti contro il calore del Sole. Questo è possibile attraverso una struttura al cui interno è presente una schiuma rivestita da materiale bianco riflettente che non permette il passaggio dei raggi. Inoltre, per evitare sbalzi termici elevati fra le parti più calde e quelle più fredde del veicolo, il sistema deve ben riuscire a distribuire il calore in modo uniforme. Adesso, come sempre, andiamo a sentire e a farci raccontare come stanno le cose oggi con le stelle. Marco Amato già lo vedo in collegamento con una tazzina stranissima, particolare. Com'è questa tazzina stamattina? È un po'... Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. È una limouse floreale molto delicata. Forma esagonale. Cos'è? Un esagono, un pentagono? Cos'è? È un ottagono per la precisione, un ottagono che un po' ruota su se stesso e quindi crea questo cerchio un po' vorticoso che è più rilevabile dall'appiattino.
Un gioiellino, insomma. Benissimo, benissimo. Allora, che ci dicono le stelle per il fine settimana? Ci dicono che salutiamo maggio con una bella luna in Cancro, che poi sarà il Leone durante questo weekend. Maggio se ne va portando con sé delle grandi novità, ci ha regalato molti passaggi epocali importanti astrologicamente. Saturno è finalmente arrivato in Ariete, quindi si riconfigura e riparte la ruota zodiacale. Vediamo il weekend un po' per i segni come Ariete è proprio il brillante interpellato dello zodiaco in questo momento, proprio perché è protagonista con questo Saturno e questo Nettuno che può a botte con Giove, un Giove che gli chiede di fare di più, gli Ariete che vogliono di ridiventare capi per natura. Ariete è il segno della testa. Sapete che Roma è nata il 14 aprile del 520 Cristo, giù di lì, dalla conurbazione dei colli. Roma è Ariete, non è un caso che caput mundi. L'Ariete torna quindi a essere capo e tutto il weekend avrà un po' l'atteggiamento di ripresa tipico del suo segno zodiacale. Andiamo a segni zodiacali un po' più morbidi e meno impegnati dai pianeti. Toro. Il Toro ha un weekend un po' nervoso la domenica, ma questo fine settimana è assolutamente importante per l'attività di affetto e per la calma ritrovata in amore. Se domenica gli impegni familiari o affettivi vi obbligheranno a qualche tensione in più, portate pazienza, siete molto più che ben compensati. Gemelli, anche voi tra i protagonisti dello zodiaco, il Sole nei vostri gradi, Mercurio pure, c'è anche Giove, avete tutte le carte in mano per gestire un nuovo rapporto col sociale. Voi siete il segno del sociale e della comunicazione, quindi sfruttate le ultime settimane ormai di Giove per fare qualcosa di bello e di grande, proprio magari festeggiando il vostro compleanno o dando il via ad una nuova attività nella vostra vita. Cancro, tra i protagonisti di questo weekend, proprio perché la luna potentissima è nei vostri gradi. La luna in Cancro è la più forte di tutto lo zodiaco e nel suo regno. Quindi dolci sogni e affetti per i Cancro che si concederanno un weekend all'insegna proprio del recupero affettivo, perché il rapporto di coppia è stato un po' provato da vicissitudini familiari e lavorative. Leone, un weekend decisamente all'insegna della passione, vi riprendete un po' il palcoscenico sociale, arriva anche la luna domenica, sentirete un po' di stanchezza ma non rinuncerete assolutamente a vedere amici uscire e soprattutto alla passione che Marte ancora nei vostri gradi vi regala. C'è un bel trigono con Venere, l'amore per il Leone c'è ed è forte. Vergine, per voi inizia un momento di recupero importante, non avete più il cielo ingombrato da Saturno, da Nettuno, i piani iniziano a girare bene e quindi tutta una serie di comorbidiscono molto la vostra vita vitale. Mercurio in quadratura, sopravvivere, non potete essere sempre cervellotici. Bilancia, per voi invece inizia questo primo weekend con Saturno contro, un weekend che vi servirà proprio un po' per rifiatare, per rimettere in ordine le idee e per confrontarvi con qualche amico su decisioni prese magari non troppo felici. Scorpione, questo weekend con la luna in trigono è assolutamente meraviglioso per voi, un weekend che vi rimanda di nuovo alle passioni che sono tipiche del vostro segno zodiacale, quindi godetevi quelle senza troppo essere sospettosi. Sagittario, per voi i trigoni si fanno sentire, sono nuovi, è accesa una fase nuova della vostra vita e tra poco, dopo che si sposteranno anche i pianeti in Gemelli, vivrete tutta una serie di lieti eventi che hanno a che fare anche col personale, con la famiglia, quindi buone notizie in arrivo. Capricorno, per voi invece questo Saturno è una sfida da cogliere, tutto da cambiare, nuove mete da raggiungere, ma l'amore è con voi e guardate che nel vostro caso il partner potrebbe essere il migliore consigliere. Acquario, fantasia a tutto spiano, ora che Saturno si è di nuovo messo in una posizione amica, Saturno è uno dei vostri pianeti, proverete a portare questa fantasia in termini strutturati, lavorativi e vincenti. Si prevedono successi questo weekend, piacerete proprio a tutti. Pesci,
un bellissimo weekend anche per voi che vi porta a stare sereni, lontani, magari con un po' di nostalgia del passato, vi verranno in mente tante idee, siete ispirati, ma vorrete fare di tutto per mettere al sicuro i vostri affetti e il vostro amore. Un weekend di privacy serena ed intellettuale. E detto questo, auguro a tutto lo staff un meraviglioso weekend, ci rivediamo lunedì e buongiorno Sicilia. Grazie, grazie allora Marco Amato. Adesso vediamo il weekend in Sicilia con gli appuntamenti più... Siamo quasi in chiusura, ma prima ripassiamo da Emanuela Corsi e i suoi quotidiani. Sì, un'ultima notizia, Angelo, che riguarda lo spettacolo. Arriva la terza stagione di un telefilm cult, stiamo parlando di Sex and the City, arriva la terza serie, si chiama And Just Like That, il sequel appunto di questo telefilm che è stato un successo mondiale, con Sarah Jessica Parker come protagonista nei panni di Carrie Bradshaw, e qui la vediamo appunto in questa foto assieme alle colleghe e amiche appunto nel 97, quando debuttò appunto Sex and the City, mentre invece adesso questa è una foto naturalmente recente di questa nuova serie, sono diventate loro cinquantenni e quindi naturalmente adesso raccontano i problemi delle donne con qualche anno in più rispetto appunto a Sex and the City. Grazie, grazie Emanuela, ci fermiamo qui, fra poco potrete seguire su Telecore il telegiornale, mentre invece andremo avanti con la programmazione su Antenna Sicilia, e Buongiorno Sicilia torna martedì. Martedì 3 giugno, perché lunedì 2 ci fermiamo. Restate comunque insieme a noi e chiaramente